quanti per aver riempito questa sala, veramente è anche un'emozione in questo periodo di crisi vedere le sale che si riempiono con un sacco di persone che devono stare anche in piedi, perché c'è veramente questo settore che c'è bisogno di un progetto completamente diverso da quello che è stato sperimentato finora, perché i veneti non sono dei polentoni come spesso vengono classificati, perché è da almeno 30 anni che i veneti rispondono quando c'è qualcuno che si fa promotore dei propri diritti, che si fa promotore di offrire un minimo di giustizia economica, fiscale, di fronte alla beffa che subiamo in questo Stato italiano da decenni. Gianluca Busato ha illustrato perfettamente perché abbiamo il diritto di farlo. Io voglio sottolineare 2 volte, perché questo è importantissimo, perché Veneto Stato è un progetto completamente diverso da qualsiasi altra cosa, qualsiasi altro progetto politico che è stato presentato ai veneti in passato. Sì, siamo un movimento identitario, è vero, perché ci facciamo promotori in difesa del popolo veneto, però la grande differenza, tra Veneto Stato e qualsiasi altra cosa che avete visto è che siamo i primi a puntare direttamente alla completa indipendenza politica. Questo può sembrare qualcosa di molto più ambizioso, come di disperato, come di protesta. Se non ci danno l'autonomia, se non ci danno il federalismo, se non ci danno lo statuto speciale, allora puntiamo molto più in alto. Questa non è una proposta strampalata buttata là. L'autonomia e il federalismo non sono dei passi intermedi verso l'indipendenza. Sono delle riforme dello Stato italiano che sono dei vicoli ciechi. Sono dei vicoli ciechi perché necessitano di una maggioranza del Parlamento italiano, che è matematicamente impossibile. È matematicamente impossibile che la maggioranza dei parlamentari italiani facciano una riforma di questo Stato irriformabile per lasciare a noi veneti decine di miliardi in più, che sono soldi nostri. L'indipendenza vuol dire trattenersi il 100% delle nostre risorse, quindi è sì molto più ambizioso, però è fattibile e praticabile perché necessita solamente della maggioranza dei veneti a volerlo. Quindi, sì, il percorso politico l'ha illustrato benissimo Gianluca Busato e spero che non ci siano dubbi che questo è un nostro diritto farlo. Però io volevo anche soffermarmi su un'altra cosa. Veneto Stato, fare uno Stato indipendente, non è solo un diritto, è anche un dovere, perché noi siamo degli esseri umani intelligenti, non siamo delle vacche, non siamo proprietà di qualcun altro. Non viviamo in un sistema feudale che dobbiamo andare a chiedere il permesso a qualcun altro sulla nostra libertà. Siamo noi, qui in Veneto, i proprietari del nostro destino. È un nostro dovere di fronte a una situazione che veramente è una beffa nei confronti della nostra intelligenza. Io quando parlo a qualche collega che vive all'estero e spiego dell'ingiustizia fiscale che subiamo anno dopo anno, perché tanto per lanciare qualche numero, quanto paghiamo di tasse come regione sono 70 miliardi di euro all'anno e secondo il Ministero del Tesoro, tra servizi e robe varie, mettendo in conto tutto, ci tornano indietro 50 miliardi scarsi. Quindi ogni anno mancano 20 miliardi ai veneti, una popolazione di 5 milioni di abitanti. E quando lo dico a qualche collega dico no, è impossibile, non può essere, ti stai sbagliando, hai aggiunto qualche zero. E dico no, questi sono i dati del Ministero del Tesoro, sbagliati tra l'altro perché è ancora più grandi, se andiamo a vedere la loro metodologia, ma prendiamo per buono i loro dati. No, dico questi sono i dati ufficiali del governo italiano. Dico ma è impossibile, ma ti rendi conto che
nemmeno le colonie africane venivano sfruttate in questa maniera. Ma ti rendi conto che non è possibile che esista un popolo nella faccia della terra che anno dopo anno subisca un'ingiustizia di questi livelli e non alzi la testa? L'indipendenza, fare un Veneto Stato indipendente, non è solo un diritto, è un dovere. È un dovere civico di ognuno di noi per il nostro stesso benessere e per un futuro migliore per i nostri figli. Prima vi parlavo di 20 miliardi all'anno su 5 milioni di abitanti, vuol dire 4.000 euro a testa, non solo per i lavoratori, dai bambini piccoli fino ai bisnonni. 4.000 euro a testa all'anno, o di tasse in più, o di servizi in meno, o di tasse eccessive sulla benzina, sui bolli, sull'IRPEF, sull'IVA, o di servizi in meno, sanità peggiore, istruzione peggiore, pensioni più basse. 4.000 euro a testa ogni anno. Una famiglia con 2 bambini, 4 persone, sono 16.000 euro all'anno. In 10 anni sono 160.000 euro. Ogni 10 anni una famiglia veneta regala allo Stato italiano un appartamento. Qua dentro, adesso non so fare i conti bene, saremo in 300 abbondanti. Solo qua dentro 4.000 euro per le 300 e passa persone qua dentro. Stiamo parlando di 1.200.000 all'anno, solo in questa stanza qua. Questo è il pizzo che paghiamo per far parte dello Stato italiano. Adesso sembrano numeri macroeconomici, 20 miliardi, 1,2 milioni, però noi abbiamo fatto anche i calcoli per vedere, ma nella realtà cos'è che cambierebbe? Ci troviamo uno Stato indipendente perché abbiamo il diritto di farlo, abbiamo il dovere di farlo. 20 miliardi in più non sono facili da spendere. Allora abbassa l'IRPEF, portala giù al 20%, abbassa l'IVA, portala al 10%, elimina tutti i bolli vari nei conti bancari dell'auto, l'accise sulla benzina, tutti questi bazzelli ridicoli. Comunque non riesce a fare fuori 20 miliardi. Ti rimangono risorse per aumentare del 30% la spesa sulla sanità per avere un servizio migliore, aumentare la spesa sull'istruzione, aumentare la spesa sulla sicurezza, avere più polizia o infermieri, poliziotti pagati meglio, decentemente, ma anche guardando all'operaio stesso. Cosa cambierebbe? Abbiamo visto nei giornali una settimana fa che gli stipendi nello Stato italiano sono tra i più bassi nell'Europa occidentale. In effetti prendiamo in media un impiegato, un operaio, 1.000-1.100 euro al mese. E poi quello stesso operaio, quello stesso impiegato, dal punto di vista del datore di lavoro, costa 2.700 euro al mese. Da una parte abbiamo gli impiegati, gli operai meno pagati dell'Europa occidentale e dall'altra parte abbiamo il costo del lavoro più alto. C'è un divario da 2007 a 1100. Non esiste sulla faccia della terra un divario così grande. Quindi quei 20 miliardi, se spesi come servizi in più, come meno pressione fiscale, avrebbero un impatto da sogno quasi, perché non solo il lavoratore invece di trovarsi 1.100 si troverebbe 1.600-1.700 in netto in busta paga, che sembra chissà che cifra, ma è quanto prende un operaio un impiegato in Germania mediamente, però un 50% in più. E dall'altra parte, dal punto di vista del datore di lavoro, quello stesso operaio invece di costare 2.700 costerebbe 2.200-2.300, che questo vuol dire non solo più risparmio per la ditta, ma anche più possibilità di assumere più gente, di essere più competitivi nel mondo, di avere un'economia dinamica, perché
noi non dobbiamo avere paura del mondo globale, della competizione, dagli altri paesi europei, dalla Cina, dall'India, perché se combattiamo ad armi pari non c'è nessuno che può tenere l'inventiva e la genialità del nostro lavoro.